Una macchina di ultima generazione che permette di eseguire tutti i tipi di indagini mammografiche, dalla mammografia bidimensionale, quella più nota, alla tomosintesi, alla mammografia anche con il mezzo di contrasto. È questa la novità più importante che il mammografo porta nella radiologia senologica dell'ospedale Ca' Foncello. Unisce sia l'informazione di una mammografia cosiddetta normale che quella eseguita con il mezzo di contrasto, esito quest'ultimo che si poteva avere solo eseguendo una risonanza magnetica, un mezzo prezioso per le donne che arrivano alla radiologia. A breve deve ancora arrivare il modulo, verrà implementato che potrò fare anche la biopsia sotto la guida del mezzo di contrasto, perché ci sono poi lesioni che sono solamente visibili con questa indagine e non si identificano anche con l'ecografia, perciò se non posso fare questo esame con il mezzo di contrasto non riesco a tipizzarla. Uno strumento sicuramente importante è anche la prevenzione, è un dato che a Treviso viene fatto molto bene dalla sanità trevigiana, ma io vorrei sottolineare anche, oltre a questo grande macchinario, il grande lavoro che tutti i giorni fanno gli operatori, i medici, ma gli operatori sanitari in generale, e questo è un grande valore aggiunto. Il nuovo mammografo permette inoltre di eseguire esami in modo meno invasivo e doloroso. Prevenzione, la parola chiave, obiettivo che la Regione Veneto si pone da sempre. Noi oggi garantiamo lo screening alle donne dai 49 ai 50 anni ai 74, ma nel piano regionale per la prevenzione l'abbiamo abbassato ai 45 anni. Questo proprio nell'ottica di un'intercettazione, una prevenzione sempre più precoce